parlavamo di storia e quindi di tutto quello che è successo dal 1860 in poi, io invito il professore Dario Caroniti a ripercorrere e anche per farci capire che cosa è accaduto, che ha fatto sì che il siciliano, che era appunto una lingua che proviene direttamente dal latino volgare, poi di fatto è stato messo in un cassetto e anzi visto pure male, no? Come dicevamo prima, come una lingua, la lingua dei mafiosi, la lingua da non dover, della plebe, da non dover parlare. Grazie. Sono sempre corti questi, ogni volta mi porti i libri, stavolta me lo sono dimenticato. E anche per me il siciliano è la lingua madre, ma non è la lingua padre. A proposito, perché mio padre proviene da un'isola linguistica gallo-lombarda, perché era di San Fratello. San Fratello. Però questo probabilmente all'onorevole Corrao e a me sicuramente pure dà una maggiore convinzione nel lottare per preservare un patrimonio culturale che si esprime tramite la lingua, ma non si riassume soltanto nella lingua. Diceva Rosaria Brancato che io avrei dovuto fare un excursus culturale a partire dal 1860, non vi voglio intrattenere per 6-8 ore, quindi mi limito a cercare di accennare ai problemi che hanno portato alla marginalizzazione del siciliano. Perché in Francia, in primis, e noi un po' a imitazione della Francia, abbiamo cercato di eliminare le lingue locali, perché il progetto di creazione di uno Stato nazionale è transitato dal tentativo di omologare il popolo, che era sicuramente articolato e diversificato, e per diventare una nazione aveva necessità di essere plasmato. C'è un elemento che sia in Francia che in Italia in periodi diversi aveva avuto questa idea di nazione e di popolo e ha indirizzato una formazione di una lingua oltre che di una cultura, cioè l'elemento borghese che impone al resto della popolazione un modello al quale conformarsi. Uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega, ci omologhiamo, quelli sono diventati francesi. Per fare un esempio banale, come la cosa sia riuscita benissimo in Francia, quando la Madonna appare a Bernadette Soubirous, gli dice che soy la Immaculata Conception, cioè gli parla una lingua che era la lingua di Lourdes dell'epoca. Oggi a Lourdes si parla soltanto il francese. Soltanto in Corsica c'è stata una grande resistenza contro l'omologazione, ma per fare un altro esempio, a Nizza, dove per secoli si è parlato in italiano, oggi si parla in francese. Cioè sono riusciti il governo e le politiche nazionali francesi a omologare un popolo e a farlo diventare, almeno sul piano linguistico, unito. Oggi hanno altri problemi, ma almeno questo è stato affrontato secondo un progetto. L'Italia invece in questo progetto, i vari governi italiani, liberali e poi fascisti, non sono riusciti a ottenere lo stesso risultato, perché nonostante la scolarizzazione di massa, i tentativi di fare di tutto il popolo italiano un unicum, ha avuto dei momenti senz'altro molto importanti, anche estremamente tragici, come la Prima Guerra Mondiale. Pensate, durante la Prima Guerra Mondiale la percentuale di morti siciliani, e attenzione, quando dico siciliano anticipo una cosa che voleva dire il professore Macris, non dobbiamo pensare soltanto ai siciliani della Sicilia, ma a tutti quelli che parlano siciliano in Italia, che sono i siciliani, la gran parte dei calabresi e gli abitanti del Salento, della provincia di Lecce, perché il siciliano nasce come lingua del regno e una parte di questo regno continua a parlare in siciliano, con i diversi dialetti della provincia di Reggio, della provincia di Messina, della provincia di Catanzaro, della provincia di Lecce. La provincia di Cosenza parlano una specie di napoletano, ma
siamo una lingua che comprende anche altre regioni, chiamiamole così, dell'attuale Stato nazionale italiano. Ma dicevo, questi siciliani durante la Prima Guerra Mondiale morirono in percentuale più alta rispetto, che so, ai veneti o ai toscani, si dice perché addirittura non comprendessero i comandi, perché i siciliani ancora nel 1915 parlavano soltanto siciliano, nonostante la scolarizzazione fosse partita, la scolarizzazione obbligatoria fosse partita 40 anni prima. Quando si riesce nell'obiettivo di marginalizzare le lingue locali, non soltanto il siciliano, perché dico non soltanto il siciliano? Pensate che in un'area del nostro paese, cioè il Piemonte, la cosa è riuscita perfettamente, non esistono più i dialetti piemontesi. È una cosa tragica perché dietro una lingua locale ci sono millenni di storia, millenni di tradizioni, millenni di identità che si perdono. Ora vi dicevo, il grande risultato si è ottenuto con la televisione nazionale. La televisione parla in italiano e il primo passo per marginalizzare la lingua locale è stato la televisione nazionale. Il disastro autentico però avviene attraverso la televisione commerciale, perché si aggiunge un'altra omologazione. Alla prima omologazione, che è quella linguistica, si aggiunge l'omologazione culturale, che significa l'abbassamento consapevole del livello culturale di chi ascolta. A che cosa è funzionale? È funzionale ovviamente a vendere il prodotto. Cioè io devo fare una pubblicità che raccolga e devo anche vendere un prodotto che sia ascoltato da tutti, quindi devo eliminare le differenze linguistiche ma anche le differenze culturali. Ora, non vi sto dicendo una cosa inventata o che sto analizzando io, sono le testimonianze che prendo di chi ha coscientemente pensato di fare un'operazione del genere. Cioè, ricordo una persona anche molto celebrata che è riuscita nel suo campo come Raffaella Carrà. Lei pensò proprio di fare un prodotto un pochino più basso in modo tale da poter raggiungere più persone possibili. Ed è sicuramente riuscito. Così come oggi ci si riesce ancora di più attraverso la rete, che secondo un movimento nato qualche anno fa doveva essere un'elevazione. Guardo l'onorevole Corrao, ma non è certo un accenno polemico. Si pensava che la rete fosse un'elevazione culturale, mentre la rete sicuramente rappresenta una omogeneizzazione verso il basso. Come si combatte questa omogeneizzazione e soprattutto a che cosa è funzionale? Vi ho detto prima, a vendere un prodotto, a creare un'omogeneità, a creare anche, per creare omogeneità, un abbassamento generale, ma è funzionale anche alla obbedienza. Io meno diversità ho, più omogeneità ho, più possibilità ho di controllo. Quello che i totalitarismi hanno cercato di ottenere negli anni 20, negli anni 30 e sino al 1989 è stata proprio l'omogeneizzazione dei popoli a loro assoggettati. Ma non ci sono riusciti in Germania in maniera completa perché hanno perso la guerra, non c'è riuscito il fascismo in Italia, non c'è riuscito il comunismo laddove si è affermato. Paradossalmente si è riusciti in questo obiettivo nelle liberal democrazie. Ma non c'è difesa, e qua veniamo al punto che dobbiamo secondo me affrontare, non c'è difesa rispetto a questa globalizzazione e disidentificazione? A mio parere sì, c'è. Ovviamente necessita di una collaborazione che non può essere dal vertice verso la periferia. Cioè non possiamo aspettare che l'Unione Europea di propria iniziativa faccia una normativa o anche che la Regione Sicilia, che ahimè dopo la sua istituzione, che fu il risultato di una contestazione siciliana che cercava di ottenere non l'autonomia ma l'indipendenza della Sicilia, non si ottenne l'indipendenza e venne dato dai partiti nazionali, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, venne dato invece non come continuo ma come soluzione l'autonomia. Ma di fatto la Sicilia è sempre stata governata dal centro, governata dalla nazione attraverso i partiti nazionali. L'unica esperienza di difformità è quella di Milazzo,
ora non vi sto qua a fare appunto tutta la trattazione della storia di Sicilia, ma è una parentesi breve e conclusa. Tutti i leader della regione siciliana sono stati decisi dai partiti nazionali a Roma e la regione Sicilia è un ente decentrato dello Stato. Quindi non possiamo neanche pretendere che la Sicilia e la regione siciliana si erga a protettrice di una cosa che sarebbe contraria al proprio interesse. Tranne poche eccezioni, i nostri presidenti della regione sono stati sistematicamente espressione di una cultura nazionale. Quindi magari hanno come contentino detto che nelle scuole andava insegnato l'italiano e il siciliano, però poi questa cosa non è avvenuta. Hanno istituito una giornata della regione della Sicilia, che era magari in quegli anni funzionale a qualche interesse specifico, ma di fatto non ha avuto contenuto. Ma non ha avuto contenuto perché nelle scuole, nell'università non abbiamo fatto molto, nel mondo del giornalismo e nel mondo della cultura. Si tratta, a mio parere, di invertire questa assenza e quindi di essere proprio presenti, facendo delle richieste specifiche, facendo in modo che ci siano degli orari. Qualche anno fa c'era un insegnamento di filologia siciliana all'università, oggi non c'è più, siamo andati indietro. Ecco, bisogna invece riprendere questi spazi, recuperarli, anche perché le lingue locali, se no, hanno le ore contate. Perché sicuramente per mia nonna e anche per mia madre la lingua madre era il siciliano. Per me non lo è, non soltanto perché mio padre era di San Fratello, perché per nessuno della mia generazione, di quelli andati al liceo classico alla Farina, era la prima lingua il siciliano. Come non lo è per i miei figli e me, anche per responsabilità mia. E allora proprio questa responsabilizzazione deve portarci a far qualcosa per insistere a livello locale, a livello comunale, a livello regionale e anche a livello nazionale ed europeo per tutelare una identità, perché l'identità ha questo pregio, quello di conservare la tradizione, ma anche quello di essere orgogliosi di se stessi. Per essere in pace con se stessi, per avere fiducia in se stessi, noi non ci possiamo vergognare del passato e neanche dimenticarlo, perché l'uomo senza identità è oggetto delle mire di qualcuno, è oggetto di qualcuno e soprattutto non ha stima in se stesso. Grazie.